Buon pomeriggio da Teleuropa Network, da Anna Franchino a questa nuova puntata di Qui Mercato. Oggi è mercoledì 26 giugno, Attilio, insomma, iniziamo una nuova puntata col botto. Vedevo proprio su Tutto B già una notizia di cui parleremo tra pochissimo, di Gravina che parla del Palermo e ovviamente delle iscrizioni già anticipato ieri nel corso della nostra trasmissione. Buon pomeriggio ad Attilio Maleno. Buon pomeriggio a tutti voi, bentrovati, buonasera a chi ci seguirà in replica, come sempre una puntata ricchissima di notizie. Oggi daremo anche ampio spazio ai talenti del domani, al settore giovanile, altra tematica che sta a cuore a diverse realtà del territorio, ma non solo. Perché a noi piace parlare anche di calcio giovanile, lo faremo oggi in compagnia innanzitutto del mister della Pro Cosenza, Michele Venuto. Buon pomeriggio mister. Buon pomeriggio a lei. E grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie. Partiamo proprio subito dalle notizie di giornata, Attilio, dalle breaking news, poi approfondiremo anche gli altri argomenti di oggi. Vediamo proprio la schermata che riguarda le breaking news di oggi e gli argomenti di cui parleremo. Luca Chito in regia ci può mostrare proprio questa nuova schermata odierna. Le notizie del giorno che riguardano il Crotone, una pista molto calda che piace da diversi anni al direttore sportivo Beppe Orsino, in particolare il nome di Cesar Faglietti, anche se la concorrenza è agguerrita. Cesar Faglietti è il primo nome fatto da Alessandro Nesta per il suo nuovo Frosinone, che è sempre alla ricerca di un trequartista. Per il Cosenza il Benevento al momento non è interessato all'obiettivo Federico Bonazzoli, non è il primo nome, il Benevento che sta sondando altre piste, mentre il Catanzaro quasi a sorpresa ieri ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista con tanto di comunicato ufficiale Francesco Urso. Catanzaro assolutamente scatenato, caccia alla punta, tra i tanti nomi al momento quello più caldo resta quello di Umberto Eusepi, che avrebbe detto no. Già almeno due proposte per attendere l'offensiva definitiva del Catanzaro, un Catanzaro quindi scatenato, ma entreremo nel vivo di queste dinamiche nel corso della puntata odierna con retroscena che riguardano un possibile innesto a centrocampo per il Catanzaro, che, come abbiamo raccontato settimana scorsa, aspetta sempre la definizione totale della trattativa che porterà Gabriele Novello alla corte di Gaetano Teri in vista della prossima stagione. Io approfitto della presenza di mister Venuto proprio per parlare di calcio giovanile. Mister, quanto è importante formare i giovani atleti di domani? Cioè si parte dai più piccoli fino ad arrivare, insomma, ad atleti già navigati che possono già ambire in squadre di calcio anche campionati competitivi come ad esempio la Serie D. Ma assolutamente, noi ci occupiamo della formazione di questi giovani ragazzi che arrivano da noi sin dalla tenera età. Nella nostra scuola calcio accogliamo ragazzi che abbiano compiuti 4 anni anagraficamente e poi, diciamo, nel percorso naturale li accompagniamo fino alle categorie maggiori, con la speranza magari che non possano terminare il percorso con noi e magari riescano ad approdare verso squadre professionistiche. Comunque noi siamo una grande realtà del territorio, ma siamo sempre un settore giovanile dilettantistico che ambisce, come tutte le realtà del territorio, a fornire giovani talenti alle realtà invece più importanti, professionisti. Le plusvalenze del domani, no? Assolutamente. Poi ovviamente alle varie realtà che possono essere di Serie B, che possono essere di Serie C, poi le plusvalenze soprattutto in termini di mercato sono all'ordine del giorno. Scusami se ti interrompo un attimo, Anna, perché arriva una notizia proprio in questi minuti dalla redazione di Calcio Mercato Report, ne abbiamo parlato ieri. Il primo colpo della regina di Mimmo Toscano dovrebbe essere Enrico Guarna, che in mattinata ha sostenuto le visite mediche, un rinforzo importante d'esperienza che aumenterà la competitività ulteriore tra i pali per la formazione che il prossimo anno sarà guidata da Mimmo Toscano. E al mister volevo chiedere anche quanto è importante avere delle strutture che insomma, possono favorire questo svolgimento dei settori giovanili, delle attività calcistiche. Beh, in assoluto la struttura, così come le competenze che vengono messe sul piatto della bilancia da una società, sono un parametro imprescindibile e importantissimo delle scuole calcio. Poi al mondo d'oggi, avendo grande concorrenza, è normale che devi investire assolutamente sull'infrastruttura e sulle competenze del tecnico per cercare di offrire un servizio sempre migliore ai giovani che intendono approcciarsi con il gioco del calcio. Ci sono giovani interessanti nel vostro vivaio? Ma diciamo che ci sono dei ragazzini che promettono come in qualsiasi altra realtà, poi
vedremo, dai, col tempo. Ancora penso sia abbastanza prematuro nelle categorie più piccole dare dei giudizi del genere. Comunque assolutamente sì, come in qualsiasi altra realtà ci sono dei ragazzi più che validi e che magari un giorno potranno ambire a palcoscenici importanti. Ma è vero che insomma molto spesso sentono un po' troppo la pressione dei genitori che vorrebbero già i futuri calciatori. Qui entra in gioco l'abilità del tecnico, saper smorzare le aspettative, saper tenere i bimbi con i piedi a terra, i giovanotti con i piedi a terra e quindi volare bassi. Quindi un allenatore, un istruttore stabile, trasparente, che dia equilibrio al ragazzo è fondamentale affinché vengano smorzate le velleità dei genitori. Umiltà, diciamo che è la parola d'ordine. Assolutamente. Come in tutte le discipline, Attilio. Parlando proprio di calcio di Serie B, abbiamo parlato ieri di questa iscrizione del Palermo, abbiamo fatto sentire proprio le parole del patron rosanero, adesso è arrivata proprio pochi minuti fa questa dichiarazione del presidente Gravina che dice una decisione molto semplice, applicheremo le regole, non ci si può non possono esserci delle deroghe a nessun principio del rispetto delle regole, la Commissione di Vigilanza è al lavoro e valuterà adesso le criticità e quali saranno ovviamente il nostro organismo di controllo. Queste proprio le parole di Gabriele Gravina, quindi ancora c'è un punto interrogativo su questa iscrizione del Palermo con la speranza insomma, del Venezia che può magari entrare a partita in corsa. Sì, dobbiamo raccontare i fatti però, perché le dichiarazioni mai come in queste dinamiche lasciano il tempo che trovano. Oggi il fatto indica come il Palermo non sia formalmente iscritto al prossimo campionato di Serie B. Il Palermo per cui non è stata depositata in tempo la fideiussione, tra l'altro ieri la concessionaria depositaria della fideiussione ha dichiarato di non conoscere i vertici della società del Palermo e dall'altro canto una nuova querelle con i dirigenti del Palermo che formalmente hanno sentenziato di essere stati truffati da questa concessionaria. Un'altra querelle che si aggiunge a una dinamica già abbastanza difficile da poter interpretare. Oggi, ahimè, il Palermo non è iscritto al prossimo campionato di Serie B. Vedremo come andrà a finire, ma è un'altra querelle destinata a trascinarsi, secondo me, per le prossime settimane. Il Venezia spera. Il Venezia legittimamente al momento è impegnata nella scelta del futuro tecnico, tra l'altro Dionisi si è liberato dall'Imolese, oggi firmerà come nuovo tecnico del Venezia per la prossima stagione, indipendentemente dalla categoria di appartenenza. E invece per quanto riguarda il calciomercato del Cosenza, so che insomma al momento sembra tutto fermo, Attilio, perché si stanno discutendo, sentendo appunto i pareri, chi potrebbe arrivare, chi no, perché ovviamente il calciomercato entra nel vivo proprio lunedì prossimo, però ovviamente i vari direttori generali i direttori sportivi sono al lavoro, vediamo proprio alle nostre spalle gli assi nella manica di mister Trinchera perché è tornato a Milano. Che cosa sta facendo il DS Trinchera? No, abbiamo avuto modo di sentirlo qualche minuto fa, gli assi nella manica, il Cosenza è entrato nella sua fase operativa, i temi di discussione sono più o meno gli stessi da 2 settimane a questa parte, i rinnovi ampiamente discussi, ampiamente raggiunti gli accordi di massima sia con Idda e Bruccini, lo abbiamo raccontato, non sono più notizie, il rallentamento nell'offerta abbastanza comunque bassa nei confronti di Saracco che piace sia al Venezia che al Catanzaro, le permanenze per Embalo, abbiamo spiegato ieri che la situazione del Palermo potrebbe far slittare ulteriormente i tempi per un suo possibile ritorno a Cosenza, ma Embalo che valuterà anche le offerte provenienti che gli arriveranno e che gli sono già arrivate dall'estero, la permanenza di Baez per cui sì c'è il Peñarol ma il fronte aperto con la Fiorentina e possibili assi nella manica che riguardano non solo Bonazzoli ma soprattutto il reparto d'attacco. Lì il Cosenza sta lavorando da almeno un mese a questa parte al colpo che possa comunque infiammare il tifo cosentino, però non siamo entrati ancora realmente nel vivo del calciomercato nel Cosenza. Si è entrati sì nella fase operativa, ma nel vivo si entrerà nelle prossime 2 settimane, prima spazio alle permanenze, prima spazio ai sondaggi e poi il Cosenza finalmente affonderà il colpo per la costruzione della nuova rosa a disposizione di Piero Braia. Ieri abbiamo parlato ampiamente anche del capitolo riguardante Sciaudone, strada in discesa, la volontà del calciatore c'è, la volontà del Cosenza di riaccoglierlo, nessun problema anche da Novara che purtroppo lo considera un peso anche in termini economici.
c'è solo da sbrogliare una matassa legata chiaramente al fattore economico, all'offerta, alla richiesta, per cui al momento non c'è accordo, ma si continua a discutere per una strada che, da quanto ci risulta, sembra abbastanza in discesa per il ritorno di Sciaudone a Cosenza. Al mister Venuto volevo chiedere invece questa promozione del Cosenza in Serie B, quanto suscita interessi anche da parte dei giovani calciatori, perché magari insomma vedono una piazza importante, in palcoscenici importanti. Abbiamo visto anche il Crotone negli scorsi anni in Serie A, insomma è una Calabria che cresce anche dal punto di vista calcistico. Sì, assolutamente importantissima, anche perché da operatore di settore giovanile ho notato una metamorfosi del ragazzino cosentino che si approccia al calcio, nel senso che finché il Cosenza ha navigato nelle categorie inferiori, i bimbi che si approcciavano al calcio venivano con la maglia del Milan, della Juve, dell'Inter. Invece con questa rinascita del Cosenza Calcio è sempre più frequente vedere bimbi che vengono per la prima volta nella struttura a provare con la maglia del giocatore del Cosenza, quindi c'è un ritorno alla cosentinità e quindi all'obiettivo primario magari un giorno di vestire la maglia del Cosenza piuttosto che quella di altre società più rinomate. E magari giocare proprio nella squadra della propria città. Sì, è ritornato, diciamo, il sogno dei piccoli ragazzi di Cosenza, cosa che invece era mancata magari negli ultimi anni prima della promozione del Cosenza. C'è il Cosenza che ovviamente ha un settore giovanile a sé, la Primavera, insomma tante squadre che insomma sono accostate alla prima squadra che milita in Serie B, però insomma c'è magari qualche interesse, qualcuno che viene a visionare i vostri giovani interessanti per magari ovviamente portarli nella società. Sì, assolutamente, abbiamo questa specie di collaborazione in base alla quale, diciamo, i ragazzi più importanti, o perlomeno che loro reputano rientrare in determinati parametri, di tanto in tanto vengono portati presso il loro staff, nelle loro squadre, e vengono valutati in un target più alto che magari, diciamo, possa far capire loro se sono ragazzi che possono ambire a determinati palcoscenici o meno. Comunque sì, sono assolutamente da stimolo anche per noi tecnici di settore giovanile. Ci stimola a fare meglio e quindi a creare dei calciatori più completi, degli ometti un pochettino più, diciamo, completi, scusate se mi sono ripetuto, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista cognitivo. Certo. Attila, invece parlando di Crotone, leggevo proprio che piace il giovane del Prato, però insomma abbiamo anche una grafica che riguarda i rossoblù pitagorici in questo caso, anche loro, anzi loro hanno già deciso le date del ritiro, insomma si partirà, poi c'è questo regista conteso, come scrivevi tu, il Crotone vuole confermarlo, si parla di Barberis. Quel lascia spazio a diversi scenari per il futuro. Barberis era uno di quei giocatori in scadenza che, al contrario di altri, vedi Rodien e Sampirisi, che poi hanno scelto legittimamente di non accettare la proposta di rinnovo del Crotone, anche se per Sampirisi il Crotone ci ha provato, ma alla fine poi ha deciso di scaricarlo. Sampirisi molto vicino al Monza, ha già sostenuto le visite mediche di rito. Rodien ha una proposta da Lecce e proveniente anche dallo stesso Belgio. Barberis invece, al contrario di questi due elementi, ha deciso di rinnovare fino al 2021, ma è uno dei calciatori maggiormente richiesti in casa Crotone. Piace molto all'Ascoli e piace molto alla Virtus Entella. Il Crotone avrebbe individuato il Luca Palmiero, la figura eventualmente con il quale poterlo sostituire, anche se su Palmiero abbiamo discusso ampiamente. In caso di B il Cosenza avrebbe una corsia preferenziale, ancora troppo presto perché sia Palmiero che Tutino partiranno poi in ritiro con il Napoli, attendendo le scelte definitive dei partenopei. Il Crotone, per il quale sono avviati dei contatti, ne abbiamo parlato nel weekend proprio da tuttob.com, con la suggestione nordcoreana Han, di proprietà del Cagliari. Piace Michele Camporese, che si svincolerà dal Foggia fallito, così come lo stesso Alberto Gerbo. Il Crotone è interessato, ma al momento ci sono due squadre più avanti. Il Benevento, ma in pole position per assicurarsi il classe 89 c'è per il Frosinone di Alessandro Nesti, il Frosinone che tallona il Crotone sia per l'obiettivo Faglietti ma anche per Deli. Sono tre nomi molto graditi al nuovo tecnico ciociaro Alessandro Nesti.
Poi c'è Palmiero che in parecchi mi chiedono Attilio, vogliono sapere se in effetti è vera questo interesse del Crotone sul centrocampista. No, è vero, essendo un calciatore che ha ampiamente dimostrato il suo valore nel campione di Serie B, uno dei talenti in rampa di lancio di tutto il mercato che ha detto, è chiaro che se ce ne fosse la possibilità chiunque vorrebbe Palmiero, chi sta spingendo è il Pescara, chi sta spingendo è il Crotone, ma la priorità del Cosenza per l'attacco, il Cosenza sono andato Bianco, sono andato Arrigoni, che però è vicino al Monza, ma la priorità è il Cosenza in testa di riavere Luca Palmiero nella prossima stagione, qualora ci fosse la possibilità, ma i tempi slitteranno, Palmiero, ribadisco, verrà valutato da Carlo Ancelotti per poi essere messo successivamente in un secondo momento sul fronte calciomercato, ma è un nome che piace a tutti come lo stesso Benevento. Ad oggi non ci sono favoriti per Palmiero, è la classica partita aperta sul fronte calciomercato, ma il Cosenza coltiva la speranza e lavora concretamente ad un ritorno di Palmiero il prossimo anno alla corte nuovamente di Piero Brai. E poi c'è questo giocatore Musacchio, però prima di vedere una clip che lo riguarda io volevo ringraziare mister Michele Venuto per essere stato con noi, ci sarà un suo collaboratore che parlerà tra pochissimo con noi, grazie e in bocca al lupo per il futuro. Grazie, viva il lupo. Allora vediamo proprio questa clip che riguarda Musacchio. Allora, stanno microfonando l'ospite, tra pochissimo ve lo presenteremo, intanto parliamo Attilio proprio di Musacchio, che è un altro giocatore molto interessante. No, è un'altra trattativa battezzata per il Crotone ci ha messo le mani da diverse settimane a questa parte, il Crotone che cerca di rinforzare le due corsie esterne di Giovanni Stroppa, giocherà anche nella prossima stagione col 3-5-2, si cercano due interpreti a sinistra, uno è arrivato, sostituirà sulla carta Sampirisi sulla corsia di destra, Rutten è già arrivato, ne abbiamo parlato, l'abbiamo presentato ampiamente ai tifosi rossoblù, ma Musacchio è una trattativa battezzata, ci sono tutti gli accordi del caso, si attende solamente il crisma dell'ufficialità. Allora diamo il benvenuto a Daniele Franzese, anche lui è mister della Pro Cosenza, del settore diciamo più piccolo, vivaio. Mi occupo sia dei pulcini, della categoria dei pulcini, e sono il responsabile tecnico della categoria allievi. Quindi proprio dal primo approccio all'inizio e alla fine, seguo i ragazzi. Una full immersion totale nel mondo giovanile oggi stiamo facendo, quindi siamo a lezione, siamo a Coverciano, Sì, oggi dobbiamo proprio dirlo. E diciamo che i pulcini sono proprio quelli che, i più piccoli, quelli che danno i primi calci al pallone. I pulcini quest'anno erano classe 2008 e 2009. Quindi sono, diciamo, piccolissimi, diciamo, muovono i primi passi con noi. Quest'anno abbiamo avuto 22 pulcini, hanno partecipato ai campionati della federazione, ai campionati WISP, ai vari tornei. Diciamo che abbiamo partecipato. Il mondo del calcio è quello più ambito dai giovanissimi, ecco, perché quasi tutti insomma aspirano a diventare dei calciatori, possiamo dire così. Dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo, esatto, ancora di più. È ancora lo sport dominante, lo sport di massa, è quello che comunque fa sognare di più i giovani calciatori, diciamo. Mentre gli allievi come si approcciano? La stessa domanda che ho fatto poco fa proprio al mister, questa promozione in Serie B quanto è servita da stimolo proprio per i ragazzi per ambire ovviamente a vestire un giorno la maglia del Cosenza o anche del Crotone o anche di insomma, realtà fuori dalla nostra regione? Diciamo che il Cosenza in Serie B è un sogno che si realizza per tutta la città e per tutti i tifosi, così come per i ragazzi che comunque praticano questo sport e sono sempre più stimolati. Noi quest'anno abbiamo avuto, diciamo, anche dei problemi a gestire i ragazzi che magari di sabato pomeriggio invece di venire a giocare a volte erano comunque attratti dal San Vito, quindi ad andare a seguire il Cosenza, quindi sicuramente sono molto stimolati e
giocano con l'obiettivo ovviamente di poter un giorno indossare la maglia della propria città. Quali sono le difficoltà che incontrate, se ce ne sono? Le difficoltà soprattutto gestionali, perché è un'età particolare per quanto riguarda gli allievi, sono dei ragazzi adolescenti e quindi sono attratti da più interessi, e quindi ora come ora diventa difficile gestirli e fare calcio se non c'è anche l'appoggio sano delle famiglie e delle scuole, quindi comunque non tocca solo a noi. Si parte dal basso, no mister? Parliamo di Sciaudone, parliamo di Embalo, parliamo di Idda, parliamo di Bruccini, ma un tecnico di settore giovanile come vive, ne parlavi prima, mi permetto di darti il tuo ovviamente, questo conflitto? La vive come una responsabilità oppure come un sogno di cui prima citavi tu, e soprattutto pensi che Sciaudone poi alla fine debba tornare a Cosenza? Da tifoso del Cosenza quale sei? Perché noi facciamo TV Verità, quindi possiamo dire tranquillamente, svelare la vostra fede, la tua fede. Con me sfondi una porta aperta, perché ero in curva a Pescara l'anno scorso nella partita della promozione. Quindi testimonial proprio. Sono tifoso da una vita e quindi sfondi una porta aperta. Io mi auguro che Sciaudone possa tornare a Cosenza, così come possano restare giocatori del calibro di Palmiero e Tutino, che hanno fatto la differenza in tutti i campionati in cui hanno vestito la maglia del Cosenza e sono ormai dei simboli per la tifoseria, quindi i ragazzi li vedono come dei punti di riferimento e quindi noi tutti siamo sicuramente più contenti se loro restano a Cosenza anche la prossima stagione. Anche la Serie A che ha vissuto il Crotone, insomma, è stata anche quella da stimolo, perché era a pochissimi passi, cioè un'ora e mezza di viaggio, e uno poteva andare a vedere proprio dal vivo i propri beniamini delle squadre di Serie A. Diciamo che qualsiasi squadra calabrese riesce magari in un'impresa calcistica stimola poi l'altra, quindi il Cosenza è stato stimolato dal Crotone, il Catanzaro è stato stimolato dalla promozione del Cosenza, quindi poi c'è una sorta di stimolo a vicenda nel cercare di fare bene anno dopo anno per posizionarsi in una categoria di tutto rispetto, quindi che ben vengano il Crotone, il Cosenza, il Catanzaro, la Regina che comunque si sta riattrezzando con Mimmo Toscano e rende assolutamente. Insomma, sono realtà che soprattutto vengono viste in maniera positiva per questi settori giovanili. Intanto che chiedo a Luca Chito se è pronto il collegamento telefonico. Ci proviamo. Ci sono sì, ci proviamo. E intanto vediamo se ci sono delle novità su altre squadre di Serie B, Attilio. Sì, partendo dal Pescara che insiste per raggiungere Enrico Brignola, che non ha trovato molto spazio con il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Il Pescara si è messo in fila e sta spingendo per cercare di assicurarsi Enrico Brignola. Piace anche sempre Ciciretti, anche se c'è stata una leggera frenata su questa pista. La Juve Stabia che pensa anche ai possibili ritorni, possono tornare anche 2 o 3 pedine per quanto concerne le Vespe, sempre la Juve Stabia, trattativa avanzata per Del Sole, che è stato un vecchio obiettivo del Cosenza soprattutto nel mercato di gennaio. La Juve Stabia gode di una posizione di pole position, mentre il Pordenone, abbiamo raccontato ieri, piace Modolo per la difesa, tra Bocalon e Iemmello per l'attacco, mentre sempre sul Pordenone vuol prendere a titolo definitivo Vogliacco dalla Juventus Under 23, contatti in corso, buone probabilità di riuscita. Chiudo questa piccola raffica sempre con un altro vecchio obiettivo di mercato del Crotone, anzi un ex Crotone, Federico Ricci, che è finito nel mirino del nuovo Spezia, pronto a tornare alla carica per cercare di assicurarsi l'esterno nell'ultima stagione a Benevento. E prima della pausa pubblicitaria io volevo ringraziare anche Daniele Franzese per essere stato con noi e insomma in bocca al lupo per i suoi allievi, per i suoi pulcini, insomma un futuro che speriamo sia insomma ricco di soddisfazioni. Grazie. Attilio, ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, torniamo tra pochi. Ah no, siamo in collegamento telefonico, avviene tutto in diretta. Mister, buon pomeriggio, siamo negli studi di Teleuropa Network, ci sente? Sì, buongiorno, un caro saluto a tutti. Grazie per essere intervenuto, insomma stiamo parlando di calciomercato, lei ha avuto anche qui esperienza a Cosenza, un Cosenza che si è salvato con tante giornate d'anticipo, adesso si è avviato un nuovo campionato che si spera possa regalare nuove soddisfazioni. A Cosenza c'è fame di calcio, c'è storia, io seguo sempre le vicende della squadra, ovviamente la mia
la mia speranza è di vedere coronato il sogno, visto che ci sono stati la Regina e Crotone in Serie A, mi sembra che è giusto che adesso arrivi anche il momento del Cosenza. Quindi seguo sempre con grande simpatia la squadra e mi auguro che si riesca ad allestire una formazione in grado di raggiungere tale obiettivo. E quindi in questo caso bisogna dare grande merito ai dirigenti, soprattutto che sono i primi a sostenere un grande sforzo economico. E poi insomma i risultati si fanno di squadra, quindi sarà fondamentale lo sforzo economico da parte dei dirigenti, sarà fondamentale l'apporto dell'allenatore e dei giocatori, dei tifosi e tutti insieme nei momenti in cui i risultati non vengono rimanere tranquilli e non pensare a quello che è successo ma a quello che c'è da fare. Mister Attilio Malema, la ringrazio innanzitutto per aver accettato il nostro invito. Brevemente, prima di salutarle, di lasciarle i suoi impegni, come vede, come sta nascendo la nuova Serie A con Carlo Ancelotti in panchina, il ritorno di Antonio Conte, Maurizio Sarri alla Juventus? Sarà un campionato più aperto secondo lei quello della prossima stagione? Beh, innanzitutto mi piace sottolineare che stiamo tornando non ancora, perché la Premier League c'è ancora davanti come interesse internazionale, però grazie agli investimenti di una volta si diceva di tanti presidenti, di tante famiglie, adesso si parla di aziende, perché il calcio è cambiato in campo, è cambiato anche fuori e quindi ci stiamo riavviando a recitare un ruolo principale nel calcio internazionale. Quest'anno sarà un campionato ancora più interessante di quello della passata stagione. Una volta tutti i migliori in passato, i migliori giocatori del mondo volevano venire qui, poi hanno cominciato ad andare in Francia, in Spagna, in Inghilterra, ora hanno tutti una gran voglia di tornare in Italia. E gli allenatori italiani che prima non andavano mai all'estero, ora fino a ieri andavano all'estero, sottoscritto compreso, adesso stanno tornando tutti alla base, vediamo Ancelotti, vediamo Sarri appunto, e quindi prepariamoci a un campionato esaltante. Vedo che i colpi in canna sono molto forti, molto precisi. Se la Juventus riesce a portare a casa porta a casa uno, secondo me, assieme a Koulibaly, forse oggi come oggi il miglior difensore del mondo. Stanno arrivando degli attaccanti importanti, sono arrivati degli allenatori importanti. Io non vedo l'ora che inizi il campionato, sicuramente sarà uno spettacolo per me che faccio questo lavoro, ma soprattutto per coloro che lo seguiranno sia dal divano di casa che sugli stadi. Grazie mister per aver accettato il nostro invito, grazie ancora per essere stato con noi. Noi ci fermiamo. Un caro saluto a tutti, grazie. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, tra pochissimo. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Seconda parte di Qui Mercato, abbiamo chiuso proprio la prima parte a tiro con la telefonata a mister Alberto Zaccheroni, ci ha parlato di Serie A, ci ha parlato di Serie B, di Cosenza, insomma ci ha parlato un po' di tutto. Intanto io do il benvenuto al presidente della Pro Cosenza, Ercole Perciavalle. Buon pomeriggio Presidente. Grazie. Insomma, parleremo tra pochissimo anche della sua squadra, della Pro Cosenza, del settore giovanile che porta avanti, anche del torneo che si è svolto, un torneo importante a Rimini, a Riccione, anzi scusate, anche se siamo lì, sempre zona. Sicuramente, zona siamo là, là. sempre zona turistica, quindi Rimini, Riccione, le bellezze dell'Italia poi sì, vanno sempre valorizzate. Vanno sempre valorizzate.
Invece con Attilio parlo di Serie A adesso, sì. Capovolgiamo la scaletta, parliamo di Serie A perché tante sono le notizie che ci devi dare. A me hanno chiesto in particolar modo di questa trattativa con Buffon. Lo sapevo, non so perché ma sospettavo questa domanda di Anna, però proviamo a fare chiarezza. Abbiamo sentito qualche minuto fa l'agente di Buffon, Silvano Martina, che ha dichiarato, ovviamente il gioco delle parti, abbiamo preso solo un caffè. Anche se poi il ritorno di Gigi Buffon, per il quale c'è stato il placet diretto del presidente Andrea Agnelli, una trattativa molto ben avviata per il ritorno clamoroso, mai più che in questo momento, di Gigi Buffon, che dovrebbe firmare un annuale per la prossima stagione e occupare il ruolo di vice Szczęsny. A proposito di Juventus, stavi facendo benissimo tu ad intravedere, Anna, la prima pagina di Tutto Sport. Sì. Abbiamo avuto modo di approfondire anche questa questione in giornata, perché si è entrati realmente nel vivo per il passaggio di De Ligt alla Juventus, sistemando gli ultimi dettagli sull'ingaggio per poi sferrare l'assalto decisivo per strapparlo all'Ajax. L'ottimismo è molto alto. Sempre rimanendo in tema di calciomercato di difensori, il Napoli ha in pugno Manolas, dopo gli accordi raggiunti col giocatore, ne abbiamo parlato ampiamente. I partenopei hanno deciso di versare l'intera clausola rescissoria, ricordiamolo, di 36 milioni di euro nelle casse della Roma. Successivamente non è escluso che poi si possa entrare nel vivo per Diawara alla Roma, giocatore gradito a Paolo Fonseca, ma il Napoli all'inizio, anche per questioni di bilancio, ricordiamo che la Roma entro il 30 giugno deve adempiere a 50 milioni di euro per rientrare nel bilancio e nei paletti, nel fair play finanziario, ma è un mercato che entra assolutamente nel vivo, perché a Milano, summit lunghissimo, il secondo in pochi giorni. Ieri, per definire il passaggio di Vergani alla Roma, al posto del Sassuolo, Vergani verrà preso dalla Roma, più un conguaglio di 10 milioni di euro, trattativa sbloccata per il passaggio di Edin Dzeko all'Inter, ma l'Inter continua a lavorare alacremente per strappare Lukaku al Manchester United. Trattativa lunga, difficile, ne ha parlato anche Marotta, ma l'Inter ci sta lavorando e vuole regalare ad Antonio Conte Lukaku. Al momento la distanza tra domande e offerte è molto ampia, l'Inter offre tra i 60 e i 65 milioni, lo United vorrebbe 90 milioni di euro, ma l'Inter confida nel calciatore che mai come in queste ore sta spingendo per approdare in Italia, sponda nerazzurra, e lasciare il Manchester United. E poi c'è questo Corriere dello Sport, la prima pagina, che parla di Pogboom, cioè sarebbe sceso in campo anche lo sponsor per appunto sponsorizzare, scusateci il gioco di parole, il ritorno di Pogba alla Juventus. No, abbiamo spiegato le difficoltà di un obiettivo della Juventus, il primo obiettivo acclarato per il centrocampo, ma la richiesta del Manchester United al momento, soprattutto a fronte dell'investimento ingente che la Juventus farà per assicurarsi De Ligt tra i 75 e gli 80 milioni comunque, impone qualche riflessione nel spendere eventualmente 150 milioni di euro per il ritorno di Paul Pogba in bianconero. Paul Pogba, che attualmente guadagna 15 milioni di euro a stagione, è una pista che al momento non si è incendiata, ma teniamo buono anche dalle informazioni in nostro possesso sempre la pista Milinkovic-Savic, che è il piano B della Juventus nel caso in cui non dovesse centrare l'obiettivo Pogba. Per quanto riguarda invece Icardi, insomma, queste trattative Higuain che avevano accostato in un primo momento, visto il ritorno di Sarri alla Juventus, Icardi resta per distacco il primo obiettivo della Juventus per l'attacco, anche se si andrà per le lunghe. Il braccio di ferro tra Wandanare e l'Inter prosegue, l'Inter non lo convocherà per il ritiro, per il primo raduno di Lugano. Antonio Conte lo ha comunicato formalmente anche all'entourage del calciatore. Si andrà per le lunghe, i club interessati ci sono, la Juventus in prima fila, la Roma nonostante le difficoltà ci prova, la Roma che farà un grande attaccante per sostituire Edin Dzeko. Ci ha provato anche per Gonzalo Higuain, ci sta provando, la certezza, ribadisco, è che la Roma farà un grande attaccante. Un'altra telenovela è Barella, nonostante la voglia di Inter del calciatore da un anno a questa parte, anche su questo fronte la Roma ci sta provando, ma dall'altro canto invece l'Inter ha fretta e vuole chiudere già entro fine settimana la questione Barella con il Cagliari. Tra l'altro un calciatore che doveva entrare inizialmente in un primo momento nell'affare tra Inter e Cagliari, Bastoni, è stato bloccato da Antonio Conte, che così come Pinamonti vuole tenere con sé in prima squadra entrambi i talenti. Al momento fronte
che prosegue quello tra Barella e l'Inter, ma si dovrà trovare un'ulteriore contropartita tecnica per accontentare i sardi. L'ultima notizia che riguarda la Serie A, Attilio, io una cosa che mi chiedo molto spesso, quindi evidentemente questo divorzio era in casa Inter, era proprio con la società e non con il tecnico per quanto riguarda Icardi, visto che è cambiato, è arrivato Conte e quindi la situazione sembra invariata rispetto a qualche mese fa. No, io sinceramente anche mi aspettavo con in caso Antonio Conte una possibile ricucitura del rapporto, ma in realtà così non è stato, segnale il quale la frattura non c'era solo con Luciano Spalletti, ma era solamente una logica conseguenza di una frattura che c'era incrinata anche con la società. Da quando è arrivato Beppe Marotta in casa nerazzurra sono cambiati molti aspetti, una condotta abbastanza juventina nella gestione delle situazioni. L'Inter non ha interesse ormai nel racimolare più soldi possibili nella gestione per Icardi, ma vuole scrollarsi di dosso, ahimè, un peso come Mauro Icardi, anche se secondo il mio punto di vista Icardi non può mai essere considerato un peso, anche se secondo me in Italia resta sempre tra i 2-3 attaccanti più forti, mai come in area di rigore. Presidente, come la pensa lei su questa Serie A che insomma è una Serie A molto attiva sul mercato? È movimentata molto quest'anno, anche perché c'è il rientro di tutti questi allenatori, diciamo Sarri alla Juve, Conte all'Inter, e il Napoli ha già il suo allenatore che è Ancelotti, però adesso c'è la corsa dei giocatori, adesso si sfida al portafoglio chi può comprare o meno. La Juve sta tentando di prendere fior di giocatori, l'Inter pure, e il Napoli penso che sia pure interessato a fare una bella squadra. Vediamo cosa ne pensa mister Bortolomutti che abbiamo al telefono. Buon pomeriggio mister e grazie per aver accettato il nostro invito. Allora mister, insomma parlavamo di una Serie A che punta su allenatori italiani, abbiamo visto il rientro di Conte, di Sarri dall'Inghilterra, insomma sarà un campionato abbastanza competitivo il prossimo anno. Ma speriamo che lo sia, perché l'anno scorso effettivamente c'è stato interesse solo per la Champions e un po' per l'Europa League. Diciamo poi è stato anche interessante per la retrocessione finale. Però ecco, con l'arrivo di Conte e Sarri sicuramente ci sarà anche sotto questo aspetto un interesse mediatico importante. Prevedo l'Inter molto più solida e più competitiva, e dopo un anno di Ancelotti al Napoli credo che il Napoli andrà a toccare delle situazioni migliorative importanti, come ha fatto al Paris Saint-Germain. Il primo anno così, poi il secondo anno vinse il campionato. Per cui vedremo, penso che sarà un campionato magari molto più interessante di quello che è terminato. Mentre per quanto riguarda la Serie B, mister, il Cosenza è riuscito a salvarsi, insomma, con qualche giornata d'anticipo. Magari i tifosi chiedono quel piccolo passo in più per arrivare, magari cercare almeno di ambire ai play-off. Quello sicuramente sta anche nella programmazione. Hanno fatto un campionato importante. E adesso consolidare la Serie B è un patrimonio che non deve essere scialacquato, però mantenere quel profilo e quella voglia di migliorarsi sicuramente farà bene. Credo che sulle basi della squadra che c'è si possa sicuramente fare qualche lavoro di rinforzamento. L'allenatore è un allenatore molto esperto e capace proprio nel gestire certe situazioni, per cui mi auguro proprio che magari ci sia questa voglia di poter provare a fare qualcosina in più. Mister, un abbraccio anche da parte mia e ben trovato. Che idea ti sei fatto quando hai sentito per la prima volta di un possibile ritorno di Buffon alla Juve, e successivamente come si fa subito dopo un campionato andato benissimo come nel caso del Cosenza a cercare di alzare l'asticella, secondo te? Ma guarda, il ritorno di Buffon probabilmente rientra un po' nella persona, dei rapporti che effettivamente
in tanti anni si sono proprio radicati, e con la famiglia Agnelli e così via. Magari l'anno prossimo era diciamo così, nell'aria, magari anticipare di un anno sicuramente che potrebbe ancora dare un contributo importante, e come secondo dare tranquillità a Szczęsnik. Sicuramente è una figura che può far solo che bene, e niente, per il resto sicuramente per il Cosenza io penso che ci sia da mantenere diciamo, quell'intelaiatura, quella spina dorsale su cui ha lavorato molto bene la squadra, e poi fare quei ritocchi magari in quei reparti dove effettivamente si può magari alzare un po' l'asticella sotto l'aspetto tecnico, senza fare pazzie, perché si sa bene che insomma, bisogna fare le cose in maniera oculata, giusta, e creare soprattutto un gruppo, la squadra, che sia una squadra motivata, e che ci siano dei valori che effettivamente rispecchino la categoria. Grazie mister per essere stato con noi, grazie per aver accettato il nostro invito. È stato un piacere e buon pomeriggio a tutti. Grazie, Ciao. grazie. Insomma, Attilio, abbiamo visto che una Serie A, una Serie B, insomma, abbiamo molto due colossi concitati. oggi sì. della Oggi panchina. abbiamo chiuso col botto, con due allenatori insomma, importanti anche per la città di Cosenza. Assolutamente, ma non solo, due allenatori che probabilmente possono ancora dar tanto al calcio italiano. Alberto Zaccheroni, che non ha bisogno di presentazione, ha scritto la storia del calcio italiano, ma ha anche esportato il modello italiano all'estero con un traguardo incredibile alla guida del Giappone. Dall'altro canto un mister esperto, un mister che ha ancora fame, come Bortolomutti, che ha un palmarès invidiabile per qualunque giovane allenatore. Prima di parlare proprio di Pro Cosenza con il Presidente, così nei minuti finali dedichiamo proprio questa seconda parte a lei, Presidente, volevo chiedere ad Attilio se c'è una novità per quanto riguarda il calciomercato di Serie C. Abbiamo detto poco fa proprio la notizia di un nuovo innesso alla corte di mister Mimmo Toscano, insomma, il Catanzaro l'hai detto anche tu nella prima parte. Il Rende mi sembra ancora una sorta di diesel, sta valutando, certo. Sta lavorando, partendo dal Catanzaro, ricordiamo Eusepi pista più concreta per l'attacco, arriva Urso ufficiale ormai già da ieri, Novello in dirittura d'arrivo, si attende solamente l'ultima formalità per poter sbrogliare una matassa che formalmente non esiste. Il Rende, dicevi benissimo tu, un diesel asse aperto con il Pescara, la Regina che ha acquisito, oggi ha sostenuto le visite mediche per la porta Enrico Guarna, biennale anche per Andrea Cristini. Mazzeo resta il primo obiettivo per distacco per l'attacco, mentre per la Vibonese stiamo attendendo le ultime novità per il summit che abbiamo annunciato ieri per la scelta del nuovo allenatore. Modica sempre il pole position, anche se su Modica da ieri è piombato forte l'Audax Cerignola. Sì, infatti vediamo proprio su Calciomercato Report una tua intervista, un tuo pezzo insomma, che riguarda queste indiscrezioni per quanto riguarda il tecnico Modica con il Cerignola che sta cercando di insidiare insomma, le avance che possiamo dire ha fatto la Vibonese. Presidente, allora parliamo di questo torneo importante che si è svolto in quel di Riccione, questa volta non mi sbaglio, insomma è una Pro Cosenza che è andata anche oltre i confini regionali e ha mostrato quello che sa fare. Questa Pro Cosenza è nata nel 1977 senza nessuna interruzione, è ancora in vita e sta svolgendo dei tornei, sta svolgendo dei campionati, vincendo quest'anno con il mister Daniele Francese il campionato. Abbiamo avuto l'accesso alle società elite. Il tutto per noi ci riempie d'orgoglio, anche al personale che sta lavorando e che lavora da circa 20 anni come Michele Venuto, come Daniele Francese da 10 anni. Insomma, noi ci stiamo muovendo in un qualcosa di meglio che si può dare a questa città. Questa città merita e noi cerchiamo di dare a questa città, ai genitori e a tutti quanti i bambini che vengono da noi. Per quanto riguarda il torneo di Riccione, le posso dire che è stata un'esperienza esemplare,
bella. La interrompo un attimo, chiedo al regista di farci vedere anche delle immagini, delle fotografie che riguardano proprio questo torneo che insomma dovremmo avere a disposizione, così mentre lei parla possiamo anche mostrare i giovani talenti della Pro Cosenza. Eccoli qui, eccoli qui. Eccoli. Presidente, può continuare il discorso che stava portando a termine. E le stavo dicendo che abbiamo fatto questo bellissimo torneo. Il prossimo anno speriamo di andare a Barcellona con tutte le società, con tutte le categorie. Ci regala una bomba il Presidente, perché una formazione calabrese... No, è una cosa che la dico, io quando la dico la mantengo, allora spero che ci divertiremo anche quest'anno come abbiamo fatto l'anno passato e che tutto vada nel migliore dei modi per quanto riguarda la cittadinanza, i bambini di Cosenza e tutte le altre società che sono nella nostra città. Un plauso da parte mia va al Cosenza Calcio, va a quella persona del Presidente che fa ottimi sacrifici portando a termine determinate cose. Abbiamo parlato prima con mister Francese, diceva 22 pulcini, quindi insomma tanti giovani che si approcciano al calcio e che vogliono magari ambire, come dicevamo anche con mister Venuto, un domani a diventare i calciatori del futuro. I ragazzini ci sono, i ragazzini meritano di lavorare con delle persone serie, noi stiamo mandando 2002 a Vibo, a Fasano, a parecchie parti per farli vedere questi ragazzi che hanno vinto il campionato Elite e adesso stiamo per cercare di fare le altre novità che esistono per la prossima stagione. Oltre al Cosenza ci sono anche delle richieste, ad esempio la butto lì, da parte del Rende, che è una squadra che insomma milita in un campionato non competitivo come la Serie B, però insomma di professionisti quale è la Lega Pro. No, il Rende non va nessuna richiesta, il Rende penso che stia facendo un discorso suo personale con il Presidente Coscarelli, non so, a noi ancora non è pervenuto nulla, noi cerchiamo di fare il nostro meglio e di poter, e le dirò di più, che quest'anno ho il piacere di fare di nuovo la Juniores. Quindi... Era un campionato che non lo facevo da 10 anni, quest'anno ripartiamo anche con la Juniores. Quindi nel decennale possiamo dire che dopo 10 anni siete riusciti insomma, a portare avanti anche questo nuovo progetto per il prossimo anno. Quali sono lo chiedevo anche prima al mister, quali sono le difficoltà che si incontra in approcciarsi a questo tipo di campionati? Le difficoltà sono moltissime. Una è economica, non facciamo nessuna, purtroppo in Calabria non abbiamo nessuno che ti dà una mano, che non è il nord, come mi diceva poco fa mister Michele Venuto, mister Daniele, che su a Modena, a Padova ci sono quei signori che hanno le fabbriche e danno dei soldini, qua nessuno dà dei soldini, ma facciamo tutti da questa persona che è favolosa a fare queste cose perché serve anche per i bambini, è un qualcosa che serve anche per loro. I miei sacrifici io li porto a loro. Per quanto riguarda invece le strutture? La struttura, io ho la struttura in Viale Giacomo Mancini, ho fatto un campo a 11 7 anni fa spendendo 500.000 euro, c'ho un campo di calciotto, calcio a 7, c'ho la pista di pattinaggio e ora vado a fare 2 campi di calcetto, uno coperto per la scuola calcio e uno scoperto. Quindi evidentemente le richieste ci sono, Presidente? Sì, le richieste ci sono, i bambini vengono, da noi sono trattati come una famiglia e andiamo avanti per il modo della situazione. Attilio, volevi fare pure tu qualche domanda? No, ma più che altro oggi abbiamo avuto modo di approfondire una tematica che abbiamo toccato anche giovedì scorso con un'altra realtà importante nel territorio come la scuola calcio di Fabrizio Rosina, nel territorio soprattutto del Tirreno Cosentino. Quando il settore giovanile, è un discorso che facevamo anche fuori onda, non viene considerato come una risorsa ma semplicemente come una spesa, secondo il mio punto di vista si commette un errore basilare, perché anche i grandi club, abbiamo parlato prima di Juventus, abbiamo parlato prima di Roma, abbiamo parlato di Frosinone,
in termini di settore giovanile si fanno trovare sempre maggiormente pronti, perché realmente, Presidente, o sbaglio, i giovani sono una fucina non solo da un punto di vista sociale, ma soprattutto anche meramente per un futuro economico per le società. Eh sì, ma perché là, come gli dicevo poco fa, ci sono imprenditori che sono disponibili a spendere e portare avanti il calcio. A Cosenza purtroppo abbiamo un presidente che gli dobbiamo già dire grazie per quello che sta facendo per la Serie B, che ha fatto, che farà, i ragazzi che va a pigliare, tutte le situazioni di questo mondo. Purtroppo la situazione è che non c'è la possibilità di avere dei soldi da parte di nessuna fabbrica, perché per quanto riguarda la nostra città le fabbriche non ci sono. È un tessuto sociale, le difficoltà Economico, poi sociali sì, che rispecchiano anche e danneggiano magari chi realmente, come i giovani calciatori, vorrebbero poi impegnarsi ed essere, non dico quantomeno alla pari, ma di poter competere anche con altre realtà fuori regione. Anna. Presidente, una società a chilometro zero, riprendo le parole di qualche settimana fa del Presidente Coscarella del Rende, insomma avete puntato su tecnici della città, insomma tecnici nostrani, possiamo dire così, per portare avanti un progetto ambizioso che lei stesso ha detto l'anno prossimo punto a questa Juniores, porterò i ragazzi a Barcellona, quindi insomma riprendo anche le sue parole, puntate in alto. Puntiamo in alto per crescere sempre di più. Se non si punta in alto e si retrocede dalla situazione di non crescere, non c'è società, non c'è niente, ce ne andiamo a casa a passeggiare. Invece dobbiamo fare il massimo per questi utenti della città di Cosenza. Chi porta i bambini sa dove portarli, un ambiente sano, educato, tranquillo, e noi faremo di tutto per fare ancora questo sport che per noi è vita. Eppure un diversivo per non far stare i ragazzi, i giovani sui social, su insomma, i videogiochi. Dobbiamo dire che insomma, il calcio, la strada, i campi polverosi insomma, aiutano anche alla crescita di tanti giovani. Meglio un calcio al pallone per il Presidente piuttosto che una chattata su WhatsApp, diciamo. Sì, no? È meglio il calcio, anche giocando così a passare il tempo, ma è meglio il calcio. Per quanto riguarda tutte queste cose, telefoni, più ne hai più ne metta, io non li condivido perché sono antico, diciamo, e per me mi piace il terreno di gioco dove vedere picchiare un calcio al pallone e andare via. Questo è bello quando un bambino di 4-5 anni ti viene ad abbracciare che ha tirato un calcio a pallone, ho fatto gol. Ed è contento così. Tra l'altro a Riccione vittoria con allievi esordienti nella categoria, giusto per chiudere il cerchio. Prima di salutarci, Anna, perché iniziano i gesti, dobbiamo chiudere, sì. Ma ci sta, fa parte del gioco, se fosse per noi andremo avanti per 3-4 ore di continuo. Il Catanzaro, primo obiettivo, Zaccagno per la porta, trattativa delineata, molto ben avviata con Gatti, classe 1997 di proprietà dell'Atalanta. E con questo per oggi è tutto. È tutto. Io ringrazio il Presidente Ercole Perciavalle, in bocca al lupo per il futuro, magari parleremo anche nelle prossime settimane. E invitiamo, Anna, per chi volesse, la nostra trasmissione è aperta, sì, certo, ad ogni tipo di richiesta formale, quindi potete anche contattarci, noi siamo aperti, porte aperte per tutti, a maggior ragione per i giovani ragazzi che vogliono tirare un calcio al pallone in tante altre realtà. Allora, io ringrazio Tino Malena, che ritroverete domani sempre qui su Ten alle 21. A domani. Grazie a Luca Chito in regia, grazie a Massimiliano Fino alla Camera, Michele Cava, Piero Arena, Francesco Camposani, insomma grazie a tutti, grazie a Giuseppe Costanzo in messa in onda, appuntamento alla prossima settimana, arrivederci.